Centri commerciali chiusi la domenica per risparmiare sulle bollette di gas e luce. È la proposta dei sindacati, in particolare della CGIL del Veneto, per far fronte al caro energia in un'ottica di tagli di costi. Un'iniziativa che si potrebbe sperimentare, dice Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL del Veneto. Le aperture domenicali sono diseconomiche da sempre, periodo natalizio a parte. D'accordo anche la CISL del Veneto, che però chiede la formulazione di un piano ad ampio spettro. Lo diciamo da tempo, dice Gianfranco Refosco, questa spinta verso un consumismo esasperato è deleteria. A fronte di un piano nazionale di risparmio energetico potremmo restituire ai dipendenti una dimensione di maggiore socialità. Tuttavia penso anche a chi è stato assunto per lavorare la domenica servirebbe un intervento per spalmare la forza lavoro sugli altri 6 giorni della settimana. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 1 settembre 2022 e la prima notizia del giorno riguarda il caro energia e appunto questa proposta dei sindacati di chiudere la domenica i centri commerciali e tutti i negozi per risparmiare il prezioso metano e cercare quindi di arginare i tagli delle forniture in arrivo dalla Russia. L'aveva proposto nei giorni scorsi per primo Alberto Irone della Filcams CGIL di Treviso e appunto nei quotidiani di oggi c'è questa proposta ripresa dai principali sindacati confederali del Veneto e quindi CGIL e CISL. La notizia si trova sul Corriere del Veneto di oggi in 2 pagine dedicate proprio alla crisi legata al caro energia e accanto ai negozi e centri commerciali, la grande distribuzione organizzata, si parla anche di scuola. Settimana corta, la regione spinge, è emergenza, la scuola si adegui. Nei prossimi giorni le assessore Donazzan e De Berti della giunta Zaia incontreranno la dirigente regionale dell'ufficio scolastico Manuela Palumbo. Obiettivo: un piano integrato per i risparmi. Insomma, la proposta è quella che abbiamo già sentito nei giorni scorsi. Si tratterebbe di accorciare la settimana scolastica, quindi con gli alunni, gli studenti a casa anche il sabato, in modo da risparmiare un giorno e ridurre i consumi di gas e luce. Insomma, un'altra occasione in cui la scuola dovrebbe adeguarsi a fattori esterni, in questo caso rimodulando l'orario appunto scolastico. Secondo l'assessora Donazzan, gli istituti hanno autonomia, ma non può essere un principio inamovibile, serve responsabilità collettiva, cioè in qualche modo le scuole devono adeguarsi. Secondo Donazzan, di diverso avviso invece Manuela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale: dobbiamo prepararci ad affrontare le criticità già da ottobre, ma è meglio non imporre nulla. La prima proposta di settimana corta è stata lanciata dal vicepresidente della provincia di Verona, che ora apre alla DAD per il sabato mattina insieme a Vicenza, quindi la didattica a distanza per il sabato mattina. Il primo vertice a proposito è stato convocato a Padova il prossimo giovedì 8 settembre. Saranno presenti presidi e prefetto per esaminare la situazione e valutare la fattibilità. Secondo Carmela Palumbo, direttore dell'ufficio scolastico regionale, se ci sarà un'emergenza dobbiamo prepararci, la scelta delle scuole comunque sarà volontaria. Elena Donazzan invece, come abbiamo visto, si dice favorevole all'operazione per tagliare i costi. Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione oltre che al lavoro alle pari opportunità. Le famiglie, sostiene, avrebbero più tempo per stare insieme, quindi la scuola si può chiudere il sabato, ma invece è grande dibattito sul fatto se sia possibile chiudere la domenica centri commerciali e negozi. Questo darebbe occasione forse alle famiglie di trascorrere più tempo di qualità assieme. Vedremo come proseguirà
questa vicenda. Nel frattempo voltiamo pagina, proseguiamo con alcune notizie da altri quotidiani locali di oggi. Ad esempio sui quotidiani del gruppo Gedi si parla del cambiamento climatico in Veneto, degli effetti quindi del innalzamento delle temperature a livello globale. Marmolada, il ghiacciaio scomparirà entro 15 anni e ad alta quota si rischia l'allarme degli scienziati. Si registrano continui distacchi e crolli di roccia. Presentati in questi giorni i risultati delle rilevazioni del nuovo programma di Legambiente, la Carovana dei Ghiacciai 2022. In 100 anni il volume della regina delle Dolomiti, quindi della Marmolada, il ghiacciaio, si è ridotto del 90%, la superficie del 70%, qualcosa di impressionante. Questa paginata dei quotidiani del gruppo Gedi appunto parla della Carovana dei Ghiacciai 2022, questa iniziativa di Legambiente, un viaggio attraverso le Alpi per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici e promuovere la tutela della montagna di alta quota. Ricorda il disastro della Marmolada del 3 luglio scorso. Le prime ore del pomeriggio morirono 11 persone nel crollo di un grosso seracco sul ghiacciaio della Marmolada, una tragedia appunto che provocò la morte di questi 11 escursionisti. 260.000 le tonnellate di ghiaccio e detriti precipitati in quell'occasione. C'è anche un'intervista a Carlo Barbante, direttore dell'Istituto di Scienze Polari del CNR, e professore all'Università di Padova. Dice: la politica si deve occupare del clima. Questo per quanto riguarda l'emergenza climatica, appunto. Ci spostiamo sulle pagine del Mattino di Padova di oggi, dove l'intera paginata è dedicata a il caso della statua in Prato della Valle. Lucrezia è stata dimenticata, il Prato ancora senza statua. 8 mesi fa il dibattito per inserire un monumento al femminile nella piazza più grande d'Italia e tra le più grandi in Europa, l'annuncio di una commissione, poi più nulla, ma ora c'è chi chiede di agire e infatti Anna Piva, imprenditrice e femminista, tra le proponenti 8 mesi fa dell'intervento e quindi tra le promotrici anche di questo dibattito nel capoluogo euganeo, dice: è il momento di passare dalle parole ai fatti, si renda concreto il progetto, quindi il monumento da erigere. La mozione presentata lo scorso dicembre dai consiglieri comunali Pillitteri e Colonnello, diventata nel frattempo assessore con delega anche alle pari opportunità, scrive il Mattino, presentarono una mozione per inserire la statua di una donna, Lucrezia Cornaro Piscopia, in Prato, la prima laureata al mondo. 6.000 persone firmarono un appello appunto per chiedere una scultura femminile tra le 78 maschili presenti in Prato della Valle, un dibattito acceso a livello internazionale. La mozione che chiedeva una presenza femminile in Prato fece seguito un ampio dibattito sia in città, a Padova, e il caso divenne internazionale, riportato dai media di tutto il mondo. Il Mattino pubblica la foto della prima pagina di un giornale arabo. Insomma, i promotori della mozione, della proposta, tornano alla carica e chiedono la convocazione di un tavolo tecnico, finora appunto mai convocato, ignorata una petizione con migliaia di firme, dicono, quindi bisogna agire, e c'è già il rendering della statua di Lucrezia Cornaro Piscopia in Prato della Valle. Insomma, dal rendering ora serve il marmo per trasformare questa statua in realtà. Chiudiamo con alcune notizie flash. Sul Gazzettino di oggi leggiamo che l'Istituto Oncologico del Veneto, lo IOV, quindi vieta il fumo di sigaretta anche all'esterno delle sedi. Patrizia Benini, direttore generale dell'istituto, spiega che il nuovo regolamento in vigore da domani è espressione della mission dello IOV, che è quella di tutelare la salute e prevenire la malattia oncologica a tutti i livelli, promuovendo stili di vita sani in ogni forma. Pertanto il nuovo regolamento mira ad evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti allo IOV a qualsiasi titolo, garantire la salubrità dell'aria, mantenere libero dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le zone esterne, e così mantenere anche il decoro e così via.
Per dare un ulteriore segnale, tutti gli operatori aziendali saranno coinvolti nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo. Attenzione, perché sanitari, visitatori e ricoverati rischiano la multa anche con le sigarette elettroniche. Di nuovo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi invece una notizia che arriva dal Veronese: un tir carico di mucche è andato a fuoco sull'autostrada del Brennero A22 tra martedì e mercoledì. Morti 13 animali nell'incendio che è scoppiato lungo la carreggiata sud a circa 1 chilometro dall'uscita del casello di Nogarole Rocca in provincia di Verona. Nel camion erano trasportate 23 vacche divise su 2 piani. Per le bestie appunto stivate al piano inferiore, 13 animali, non c'è stato nulla da fare, salvate invece le mucche nel piano superiore della motrice e altre 13 trasportate sul rimorchio. Infine la mostra del cinema, ieri il primo red carpet a Venezia per la 79esima edizione, la parata delle star per il futuro del cinema, dalla Clinton a Zelensky, il presidente ucraino presente con un video per l'inaugurazione dove ha parlato di orrore reale. La platea però della mostra del cinema di Venezia si è mostrata tiepida con Zelensky. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.